È una piattaforma completamente online che formerà appunto 5.000 gestori nel primo anno, gestori ed esercenti di sale gioco, sale scommesse e gestori di apparecchi AVP, che sarebbero le videoslot che vedete nei bar, tabaccai, eccetera, per poi passare a tutti i dipendenti il secondo e terzo anno. Quindi al giugno del 2025 finirà appunto la formazione dei gestori e inizierà per 2 anni la formazione degli operatori. È una formazione obbligatoria, è obbligatoria dalla legge regionale del 2019, numero 38. La regione ha fissato le linee di indirizzo e tutte le ULSS hanno concordato e aderito a questo progetto innovativo di cui noi siamo i capofila. Cosa c'è di innovativo? Innanzitutto che i gestori e gli operatori si possono formare da casa loro o dal luogo di lavoro. È una formazione completamente online che attraverso questa i gestori e operatori si iscrivono, pagano con PA, ricevono la propria fattura. Vediamo se... Sì, ok. Facciamo il video prima. Vediamo il video, allora, che poi così sarà la sintesi. Partecipa al corso. Consulta il video di apprendimento e partecipa ai questionari. Potrai visualizzare in anticipo il numero di posti ancora disponibili per i webinar di tuo interesse nella data preferita. Una volta terminato, avrai la possibilità di valutarlo. Ultimati i corsi e la formazione con webinar, riceverai l'attestato di conseguimento del corso. Ecco, manca la parte dell'iscrizione, del pagamento, eccetera. Però la cosa che volevo dirvi è questa, la sintesi è questo, è un corso appunto totalmente online, ci si iscrive, ci si paga, a pagamento 100 euro, ricevono la fattura, poi c'è l'iscrizione alla FAD, che è la formazione a distanza, che tratta di 7 video di 20 minuti circa, quali si devono rispondere a delle domande e permette il passaggio da video in video, per poi passare alla webinar. Il webinar è l'incontro con i consulenti. Il tempo a disposizione per quanto riguarda la formazione è di 2 mesi, quindi 60 giorni. I gestori e quindi poi gli operatori hanno modo anche di valutare il questionario e soprattutto anche sottoporsi a un test molto veloce di rischio. Voi sapete che per quanto riguarda qualsiasi vicinanza a sostanze oppure a comportamenti di dipendenza, chi si trova nelle vicinanze è a rischio. Come dire, sapete che per esempio per quanto riguarda i baristi, chi gestisce alcolici è a rischio di uso di alcol e anche gli operatori lo sono. E noi abbiamo un modo, appunto, in un breve questionario, di chiedere loro appunto quanto si sentono, come dire, a rischio o no. Questa è una cosa molto importante perché si fa riferimento a degli studi internazionali che dicono proprio questo. Allora, la formazione dei gestori è strategica dal punto di vista della prevenzione prima di tutto, perché come dire ha la possibilità di osservare in loco la trasformazione del comportamento del giocatore e soprattutto il passaggio da un gioco ricreazionale, quindi lì per divertirsi, invece a un gioco problematico e poi al vero disturbo del gioco d'azzardo. Come dire, dà gli strumenti agli operatori di intercettare il disagio, la sofferenza e che quindi poi di aiutare i giocatori poi nel caso di bisogno a rivolgersi chiaramente ai servizi dedicati che sono i SERT.
certe che ogni territorio, ogni distretto dell'ULSS e quindi della regione ha il proprio. Quindi è una catena di aiuto. Io penso che sia veramente un master di consapevolezza e di responsabilità civile questo, che è molto molto importante. Io la vedo chiaramente in senso positivo, perché dà l'opportunità effettivamente agli operatori e ai gestori, che vedono molto di più di noi i giocatori, di poter essere di supporto. Perché pensare che esiste una spesa complessiva in Veneto di 5 miliardi di euro e con una spesa che significa la perdita vera e propria di circa il 20%, significa fermare veramente una deriva, non solo per il giocatore, ma per le persone che gli sono accanto. Sappiamo che, come dire, la ricaduta della dipendenza dal gioco d'azzardo è dalle 5 alle 9 persone a caso. Ed è incredibile, quindi significa che sono le famiglie coinvolte, sono coinvolti figli, coniugi, amici, comunità, eccetera. Quindi io penso che sia veramente un passo avanti. Questa formazione è unica nel mondo perché è completamente online sia per i gestori che per i dipendenti. Si rivolge a tutti gli esercenti e i gestori e poi online che favorisce, speriamo, l'adesione che, ripeto, è obbligatoria, altrimenti è sanzionata. Questo è, come dire, l'obiettivo, però è un obiettivo di salute, così come la legge regionale. La legge regionale 38 è innovativa perché si rivolge veramente a un obiettivo unico che è la salvaguardia della salute della popolazione veneta. E quindi, ritornando a qual è l'obiettivo è quello di sensibilizzare, formare gestori affinché possano intercettare in maniera precoce il disturbo, cioè la problematicità del gioco. Vediamo se c'è qualcos'altro da aggiungere. Possiamo aggiungere i numeri, per esempio, dei pazienti in carico nel Veneto. Questi sono numeri, eccoli qua, questi sono numeri del gioco pro capite, come poi vedete. Questo è un dato del 2021. Posso dire questo, che il 2021 accusa ancora le conseguenze del Covid e c'è già un change evidente per quanto riguarda la spesa nel 2023, perché si attesta ormai sui 1.224 euro al posto del 2021, appunto, che eravamo sul 830. Qui abbiamo la raccolta complessiva del canale fisico e che ancora una volta risente del Covid, ma andrei in avanti ancora. E questo è perché questo? Perché vi dico, raccolta fisica è quello nel gioco on-site, cioè bar, sale, eccetera. Mentre c'è anche il discorso online, che è, come dire, aumentato in maniera vertiginosa dal Covid in poi. Dal 2022 abbiamo un superamento della spesa, poi tra l'altro del gioco online rispetto a quello on-site, che si attesta, gli ultimi dati del 2023 dicono che a livello nazionale, pensate, su 150 miliardi di raccolta abbiamo 85 online e 65 del gioco on-site. C'è un balzo incredibile nel 2023, usciti praticamente dall'emergenza Covid. Se c'era stato questo sbalzo molto evidente del gioco online, di nuovo ha ripreso quello on-site. Come vedete, questo dato del 2021, ma si attesta, siamo i primi in Italia come apparecchi VLT per 10.000 abitanti, cioè c'è una concentrazione molto alta di apparecchi che sono a parimento con l'Abruzzo. Questo è il numero di apparecchi presenti per 10.000. Pensate che ci sono 73 appunto apparecchi su 10.000 residenti. Andiamo avanti perché questi sono dati del 2021, ma vorrei passare pure avanti. Eccolo qua, questo è la Regione Veneto, vedete, aveva nel 2022 una giocata pro capite di 1.192 euro. Nella giocata pro capite significa che ci siete pure voi in questo, ma voi immagino non giocate. Immagina quanto è la spesa dei giocatori giocanti.
Anche il dato 2023, come dice Marlucchi, è di 1224,29. È salita ancora. Ecco. 1224,29. E manca il gioco d'azzardo, ovviamente. Sì. Cioè... on site o e online. Sì, esatto. Però per darvi un'idea, no, che se a livello nazionale il rapporto è su 150 miliardi, 65 di fisico e 85 online, fate le debite proporzioni sulla spesa veneta. Ecco, poi possiamo andare avanti. Eccole qua. Allora, questo è il dato 2022, ma come dire, non c'è molta differenza dal 2023. Abbiamo 4.963 gestori e esercenti, che comprende sale VLT, AVP e sale gioco e sale scommesse. Quindi è la popolazione a cui è rivolta la formazione del Veneto. Immaginate a programmarla in sito cosa significava. Invece abbiamo modo appunto di formarli nella maniera secondo me più smart che abbiamo in questo momento online. Ecco, andiamo avanti. Contesto sociosanitario, vi do un po' di numeri per quanto riguarda, appunto questo è un dato 2022, per quanto riguarda la prevalenza, che significa la percentuale di giocatori in carico presso i SERD del Veneto. Come Serenissima abbiamo lo 0,04. Cosa significa questo? Che 4 abitanti su 10.000 sono pazienti non solo gravi, che hanno un disturbo acclarato di gioco d'azzardo, ma soprattutto accedono, che è la cosa più importante, al SERD per la cura. Ogni SERD ha un'equipe dedicata al gioco d'azzardo. Sono alcuni anni ormai che appunto queste equipe dedicate si concentrano nella cura, nella riabilitazione dei giocatori. Ogni distretto dell'ULS 3 ha il proprio SERD ed equipe dedicata. Andiamo avanti. Allora, in questo momento l'ULS 3, quando non ci sono i numeri, ma ve li do io perché li so a memoria, sono 187 pazienti in carico. La maggior parte sono maschi, sono circa 135 maschi e 40 femmine. Quindi abbiamo sempre un rapporto, grosso modo, di 8-2. Poi, come vedete, per l'età la maggior parte va dai 30 ai 50, per quanto riguarda i maschi. Per le femmine, invece, è diverso, sono più anziane, cioè accedono più anziane. Però, se voi andate a vedere i nuovi, ormai, chiaramente il diagramma di sinistra, vedete che si stanno omogeneizzando, la richiesta rispetto all'età. Arrivano i giovani come gli anziani. Praticamente cosa significa questo? Che ogni categoria di ogni classe di popolazione è a rischio. Sono a rischio i giovani come sono a rischio gli anziani. Anche se poi la maggior parte che accedono al SERD è un'età compresa tra i 30 e i 50 anni per quanto riguarda i maschi. Se andiamo a vedere quella dopo invece sono le femmine. Come voi vedete sono molto più anziane. Vedete il diagramma, la colonna marrone? Sono oltre i 70. Abbiamo pazienti di 85 anni che sono chiaramente accompagnati dai familiari. Ecco, poi la distribuzione è senza dubbio, il gioco è soprattutto delle slot, cioè sono giocatori di slot che accedono. Cosa possiamo dire? Che chiaramente il gioco alle slot è quello più a rischio proprio per la dipendenza. Si diventa dipendenti sulle slot molto di più di altri giochi. Un identikit innanzitutto dal punto di vista economico
vedete che sono quasi tutti occupati, la maggior parte dei giocatori sono occupati stabilmente. Poi abbiamo una parte che invece non lo è, più precaria, e poi una parte, come vedete, economicamente non attivo sono i pensionati. Alla base chiaramente del gioco, voi sapete, c'è il denaro. Più disponibilità, più si gioca e più si perde. È un'equazione molto lineare, senza ombra di dubbio succede questa. Questo senza dubbio, più gioco più perdo, chiaramente avendo i soldi più gioco e più perdo. Ecco, l'identikit in carico a server qual è? Un maschio tra i 30 e i 50 anni, gioca alle slot sia online che on-site ed è occupato stabilmente. Allora, adesso andiamo a vedere i nostri giovani. I nostri giovani accedono poco ai servizi perché giustamente anche la perdita di denaro va da sé, che è minima dal momento che non hanno soldi e che quindi è molto più difficile poi l'induzione a una dipendenza proprio dal gioco d'azzardo tout court. Qui abbiamo il trend, significa che cosa questo? Che abbiamo un po' sotto al 50% di giovani dai 15 ai 19 anni che hanno giocato almeno una volta. Sappiate che il gioco fino ai 18 anni è vietato. Questo è uno studio ESPAD, sempre CIR, Centro Nazionale di Ricerca, CNR, scusate. Si differenzia da poco da quello italiano, giochiamo un po' meno in Veneto, andiamo avanti. Com'è distribuito? Allora, è distribuito come vedete che la maggior parte, un attimo, eccola qua, allora la maggior parte come al solito sono maschi. A differenza dell'accesso ai server, vedete che siamo quasi simili tra maschio e femmina, questo è per genere, come vedete. Siamo su un 47% di veneti, 44 ragazze e 51 ragazzi, andiamo avanti. Il trend negli ultimi anni è che il 6,3% della popolazione. Andiamo avanti, eccolo qua, di questo 6,3% che gioca d'azzardo online, vedete che sono 9,9% maschi. Se il gioco è molto simile tra i maschi e femmine, se andiamo poi sul gioco d'azzardo, quindi a rischio, vedete che la maggior parte come al solito è maschi. La cosa interessante è che a 15 anni sono quasi uguali, mentre poi diminuiscono le femmine e crescono i maschi. C'è proprio un trend opposto tra maschi e femmine. Ci sono varie ipotesi, l'ipotesi è che la femmina matura prima del maschio e secondo me, passatemi la battuta, rinsavisce prima, cioè è molto più consapevole. Il cervello matura fino all'età di 25 anni, penso che nelle donne maturi un po' prima dei maschi. Ecco perché c'è questa differenza. Ok? Avete visto la prevalenza. Di nuovo questa è la prevalenza di genere che abbiamo visto prima. Andiamo più avanti. Allora, conclusioni. Allora, nel 2022 abbiamo avuto un aumento del 18% della raccolta nazionale dal gioco d'azzardo rispetto al 2021 ed è aumentata nel 2023. A fronte di una diminuzione generale di raccolta del gioco in epoca di Covid, ricordate i dati del 2021, si è osservato un aumento del gioco online, che ha avuto l'apice come differenza col gioco on-site nel 2022. Nel 2023, anche se c'è una crescita del gioco online, ma di nuovo l'on-site cresce. Veneto e Abruzzo sono le prime per numero di VLT pro capite. Nel 2022 abbiamo avuto il 43% della popolazione in Italia ha giocato d'azzardo, avete visto il dato Veneto, è dato in crescita rispetto a quanto è arrivato addirittura nel 2017. C'è
un aumento di spesa dal 2012 al 2024, si è passati da una raccolta di circa 25 miliardi ai 150 nel 2024. Sono dati impressionanti. E si stima che in Italia, e questa è una proporzione che potete sicuramente poi fare ipso facto con il Veneto, l'1,7% della popolazione è veramente a un rischio severo di disturbo da gioco d'azzardo. Fate le debite proporzioni e vedete quante persone sono a rischio severo. Il rischio severo cosa implica? Implica che c'è una trasformazione proprio del comportamento e dello stato di salute della persona. Cioè il gioco non è più periodico né ricreazionale, è un gioco quotidiano, aumenta, potete scriverlo benissimo, durata, frequenza e intensità del gioco e quindi di perdita, con tutte le conseguenze. Il disturbo al gioco d'azzardo è un disturbo psichiatrico, perché è un disturbo del cervello. Il disturbo al gioco d'azzardo implica gli stessi meccanismi del disturbo da uso di sostanze di alcol, perché viene coinvolto i circuiti della dopamina, che voi sapete sono quelli responsabili del piacere. Tutti noi quando stiamo bene abbiamo i nostri neuroni della dopamina che si scaricano dopamina. Immaginate che con il gioco appunto abbiamo questi circuiti molto specifici che scaricano molto di più. Significa che la persona ha bisogno di giocare sempre più frequentemente per arrivare allo stesso godimento e piacere. Ed è questo che frega. È alla base di ogni dipendenza. Più una cosa ci piace, più siamo a rischio di dipendenza. Ma abbiamo una parte del cervello che controlla, che è la parte più evoluta del cervello. Quando c'è una dipendenza, quella parte lì, che è la zona prefrontale del cervello, non funziona più. Sì, poi allora avevamo detto che quasi il 28% dei giocatori a rischio e problematici ha giocato 5 o più giochi. Un terzo degli studenti con profilo a rischio per il gioco d'azzardo presenta anche un profilo di rischio per il gaming. Questa è una cosa molto interessante. Alla fine cosa ci si accorge? Di fatto che i ragazzi e le ragazze che sono più a rischio o hanno già sviluppato un gioco problematico sono problematici anche negli altri ambiti. Sono problematici nell'uso di alcol, sono problematici nell'uso di sostanze, sono problematici nell'uso, per esempio per quanto riguarda le prestazioni scolastiche. È una cosa molto interessante, vi dico, perché questa mi piace sottolinearlo. Da queste indagini ESPAD, che si occupa della popolazione giovanile a carattere nazionale, è venuto fuori una cosa, che chiunque sia di giovani a rischio, che sia nel gioco d'azzardo, oppure nell'uso di sostanze che, come vedete, sono molto correlati, hanno un problema di relazione con i genitori. Sono più, a rischio rispetto alle prestazioni scolastiche, sono più a rischio di atti, delinquenziali. E c'è proprio una deriva della personalità che coinvolge un po' tutte queste condotte a rischio. Per una semplice ragione, che il giovane e poi l'adulto non valuta più il rischio del proprio comportamento. Noi come genere umano ci siamo salvati, in 300 miliardi di anni siamo sopravvissuti, perché abbiamo sviluppato proprio questo, la capacità di valutare il rischio. Ed è quello che ci salva e ci fa sopravvivere. Questi ragazzi e questi adulti che hanno problemi di dipendenza, purtroppo non lo valutano più. E quindi, che dire, il gioco d'azzardo è un fenomeno complesso, è multicomponenziale e che necessita di un monitoraggio costante, soprattutto tra i giovani. Non sottovalutare il gioco. E l'individuazione di fattori associati ai comportamenti del gioco a rischio è determinante per aiutare appunto ai ragazzi a essere più consapevoli. Da qui anche tutto il progetto, il piano aziendale sul gioco d'azzardo,
che vede un fortissimo investimento sulla prevenzione. Ed è una prevenzione che occupa sia come dire, l'ambito giovanile che l'ambito adulto. Pensate che noi facciamo prevenzione diretta a tutte le categorie a rischio, che sono donne, anziani e giovani. Volevo dirvi questo, che anche per qualsiasi, la utilizziamo come prevenzione, ma non solo. Abbiamo anche un'app che si chiama Chiama e Vinci. Chiama e Vinci, sì, un'app sempre che è stata sviluppata nel nostro piano aziendale, appunto Chiama e Vinci, da cui potete scaricare qualsiasi materiale per quanto riguarda il gioco d'azzardo. La popolazione può prendere contatto con i nostri operatori direttamente o tramite email. E la cosa molto importante per quanto riguarda appunto anche la piattaforma il gioco d'azzardo, abbiamo chiaramente il sito che avete visto, non so se vediamo se riusciamo a farlo vedere per bene, Ente Gestori. Vediamo se riusciamo un attimo Sì, devo essere questo molto, molto, molto preciso, perché è importante per quanto riguarda il sito. Sì, ok, ecco. Finché intanto trovano magari il link, diamo la parola al dottor Polica della Regione, che ringrazio della presenza. Grazie all'azienda ULS 3 Serenisti. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.